I malumori ci sono e da tempo, ma questa volta qualcuno ha deciso di metterci la faccia. Ed oggi, dopo lo sfogo dei 17 grillini con una mail diffusa alla stampa, il Movimento Veneto fa quadrato dietro la bocca cucita di Jacopo Berti. Oggi il consigliere regionale in Consiglio ha preferito non esprimersi sulla questione e rispondere alle domande di un nostro inviato. I grillini vicentini, anima e sangue, invece, hanno interpretato così questi mal di pancia. Il Movimento 5 Stelle chiaramente forse da qualcuno è visto come la strada più veloce per arrivare in Parlamento e non è così, bisogna essere degli attivisti, bisogna essere delle persone che conoscano bene il territorio, bisogna avere delle professionalità. Qualcuno probabilmente l'ha vista come una via veloce per arrivare in Parlamento. Nel regolamento accettato da tutti era scritto che l'ultima parola sarebbe comunque spettata a Di Maio, dichiara senza mezzi termini la candidata al Senato Liliana Zaltron. I problemi sono ben diversi, quelli dell'Italia. Concentriamoci su questi. La bolla come polemica è inutile, proprio lei che nel giro di 24 ore è stata prima dentro la rosa dei nomi, poi fuori e poi ancora dentro nel collegio uninominale al Senato. Ma a Vicenza occhi puntati sulla campagna elettorale del capoluogo. Entro venerdì 9 è fissata la presentazione delle autocandidature. Venerdì 9 ci troviamo in via Enrico De Nicola 9 nella ex circoscrizione 2 del Comune di Vicenza e avremo i nostri candidati sindaci. Sarà una riunione aperta agli iscritti e da lì comincerà la scrematura e arriveremo a un unico candidato.